My name is Ramona Mirabella and this is my workshop. I started making maiolica in 1998, self-taught. Ok. Laboratorio. Questo è il laboratorio. This is my workshop. Here is the kiln that I have had since 1998. Dal 1998 e diciamo che This is the corner with glazes, colors, paints. This is a rolling mill that I built myself. I preserve everything, transform everything, recycle everything. Everything can be reborn to a new life. l'attività primaria, diciamo che nasce, mia è la ceramica, nello specifico la maiolica. My primary activity is ceramics, in particular maiolica. Here my grandfather used to make anchovies, and there are still wooden barrels up there that were used to store anchovies under salt. Sopra ci sono ancora tutti i barili in legno che venivano utilizzati. Noi siamo permeati di maioliche in Sicilia. I started from classic Sicily, like these tiles from Caltagirone. Today, I also work with clay. A partire dalle riproduzioni delle mattonelle di Caltagirone, perché appunto ai tempi non esisteva neanche internet, si andava in biblioteca. Pesci, nello specifico le acciughe, era l'attività primaria di mio papà, di mio nonno, della mia Fish, famiglia. exactly anchovies, was the family business since my grandfather, and therefore I also continue the tradition, but not under salt in ceramics. There are so many tiles here that reproduce in ancient Sicilian tiles, which are famous all over the world. Palazzi siciliani. Di che? Allora, i mori, sì, i mori rappresentano la nostra Sicilia. The Moors represent our Sicily, the pine cones also, good luck and auspicious. There are many Sicilian saints. As votive bricks, there is the Saint Agata, the patron saint of Catania. This is a hand-warming turtle. Here you used to put hot water. In Sicily, it was in the living room. This is a jug from washing hands. Questa è la brocca, il suo bacile e il portasapone. Allora, in questo momento l'oggetto sicuramente a cui sono più legata sono i mascolini, anche perché Certainly, the objects I am most attached to are anchovies. I am very close to this dish. It represents myself, my roots. questo piatto a cui tengo moltissimo, perché qua diciamo c'è tutto il sentimento anche rispetto a questo spazio che mi ospita, dove io mi sento confortata, non so, è come se ci fosse ancora mio padre vicino.